Elezioni amministrative a Favara, la regione avrebbe dato l'ok. Benestare che arriva sia dall'assessore regionale alle autonomie locali Caterina Chinnici che dal presidente della regione Raffaele Lombardo. I due avrebbero firmato il provvedimento che fa della città di Favara il 28° comune siciliano chiamato alle urne il 29 e 30 maggio prossimi. Per l'ufficializzazione comunque si dovrà attendere la pubblicazione del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali, atteso per lunedì 4 o al massimo martedì 5 aprile. Intanto anche la procedura di commissariamento del comune sembra essere stata completata. Al municipio di Piazza Cavour, in attesa delle prossime elezioni, si dovrebbe insediare il dottor Angelo Saieva, attuale dirigente della segreteria generale del Dipartimento Autonomie Locali della Regione. Saieva ha diverse esperienze nell'ambito ispettivo. Già nel settembre del 2009 ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario del Consiglio Comunale di Ustica e più volte lo stesso dirigente avrebbe svolto degli incarichi d'ufficio a Favara. Quindi al suo arrivo i 5 assessori attualmente in carica dovranno lasciare le redini del governo. Anche il Consiglio Comunale, quindi il 14 aprile, verrà sciolto. Intoppi burocratici a parte, i cittadini favaresi saranno chiamati alle urne, esprimendo il proprio voto avverso questo o quell'altro candidato.